Papa Francesco a Palermo per un viaggio breve, brevissimo, ma destinato a entrare nel cammino della Chiesa siciliana per rafforzarla e spronarla a scollarsi di dosso ogni tipo di legame con la mafia. Non si può credere in Dio ed essere mafiosi. Chi è mafioso non vive da cristiano. Chi è mafioso non vive da cristiano perché bestemmia con la vita il nome di Dio amore. Oggi abbiamo bisogno di uomini e di donne di amore, non di uomini e donne di onore. La mafia è qualcosa di profondamente radicato nella cultura popolare siciliana, che spesso si nutre anche di simboli religiosi. Papa Francesco vuole recidere ogni filo e per farlo ha deciso di celebrare il sacerdote simbolo della lotta a Cosa Nostra, Padre Pino Puglisi, ucciso da un comando mafioso 25 anni fa perché sottraeva i bambini al controllo delle famiglie mafiose, li aiutava a capire il bene e il male, a crescere nella legalità, frequentando la parrocchia di Brancaccio e il centro Padre Nostro. Il pranzo di Papa Francesco è stato organizzato dalla Missione Speranza e Carità di Fratel Biagio, che accoglie oltre 1000 persone tra gli emarginati. I poveri fanno parte di questa società, una società che lascia indietro i più deboli non può essere una giusta società. Tutti i fratelli di tutte le nazioni, di tutto il mondo e che sono insieme, vivono insieme. Ecco, questa è la cosa che lui ha attenzionato. Poi è vicino ai malati, ai sofferenti, ai disabili, a tutti, ma anche ai carcerati. Li ha voluti proprio anche al tavolo. Questo è un segno veramente grande, l'ora è per tutti. E prima ancora di Palermo, primo appuntamento della mattina a Piazza Armerina, in provincia di Enna, in una zona piuttosto povera e dall'alto tasso mafioso. 4 famiglie su 10 vivono in povertà. Buongiorno. Sono contento di trovarmi in mezzo a voi. È bello il sole della Sicilia, È bello. Un sabato che la Sicilia porterà nel cuore. E ieri da Piazza San Pietro, durante l'Angelus, anche Bergoglio, al ritorno dal suo viaggio, ha salutato la Sicilia, ha ringraziato per la meravigliosa accoglienza e ha lanciato una benedizione e un applauso per i siciliani.